Simone Deliperi, classe 1980, sassarese, è da oggi il nuovo portiere della Nuorese. L'accordo tra il giocatore e il presidente Michele Artedino è stato siglato oggi. Deliperi è uno dei portieri sardi più esperti, ha indossato la maglia della Torres dal 2006 al 2008 e dal 2010 al 2012. Nello scorso campionato ha difeso la porta del San Teodoro. Tra le esperienze del nuovo estremo difensore della Nuorese, il Campobasso in C2 e la Cireale in C1. Abbiamo acquistato un portiere di grande esperienza e sostanza, ha sottolineato il presidente della Nuorese Artedino, che ha voluto sposare il nostro progetto. Un torneo difficile quello che attende la Nuorese, che potrebbe essere complicato dalla presenza di formazioni come il Budoni, appena retrocesso dalla Serie D, o il Latte Dolce Sassari, che ha perso la finale dei playoff di eccellenza. Formazioni che hanno presentato domande di ripescaggio che si spera vengano accolte per rafforzare la pattuglia di squadre sarde in Serie D. Questo consentirebbe anche di ridurre il lotto delle pretendenti al salto di categoria, che vede tra le candidate anche la Nuorese. Il club di Via Aosta ha annunciato un programma biennale per arrivare in Serie D. Quest'anno punta ad un campionato di vertice, ma sicuramente se si presenterà l'occasione non si tirerà indietro. La costruzione dell'organico è a buon punto, l'ossatura della squadra deve essere completata con l'arrivo di un difensore, di un paio di centrocampisti e almeno un attaccante da affiancare ai bomber Falchi e Nidu. I giocatori arrivati finora sono di qualità, sono giovani e ambiziosi sulla rampa di lancio per una carriera che potrebbe decollare proprio da Nuoro. Provengono dalla primavera del Cagliari, ma hanno già giocato nel calcio dilettantistico e ne conoscono le difficoltà. Quanto ai nuoresi, arrivano dalle esaltanti imprese dalla vittoria del campionato di promozione. Hanno l'entusiasmo giusto per continuare a lottare per riportare la società verde-azzurra nelle categorie che merita in base al suo blasone. Per completare l'organico c'è ancora tempo, dal momento che il campionato prenderà il via l'8 settembre.